Con 100.000 visitatori ha chiuso i battenti la 90ª edizione del MACEF, che nonostante la crisi ha visto un incremento di presenze di oltre il 5% e del 10% di operatori esteri. In esposizione soprattutto le eccellenze italiane che, come sempre, stanno dimostrandosi un'arma vincente per battere la sempre più agguerrita concorrenza straniera. Se di sfida verso la ripresa vogliamo parlare, dobbiamo sicuramente focalizzare la nostra attenzione come istituzione evidentemente, ma soprattutto nei confronti delle imprese proprio riguardo le eccellenze. C'è però un'altra battaglia che le nostre eccellenze devono combattere che riguarda il fenomeno della contraffazione, che in Italia produce un giro di affari di oltre 7 miliardi di euro. A questo non sfuggono neppure i vetri di Murano, spesso imitati dai vetrai cinesi, tanto da costringere gli artigiani veneziani a costituirsi in consorzio. È evidente che una cosa più è bella, più è preziosa, più si ha voglia di copiarla in qualche modo. Quindi, peraltro anche con le associazioni di categoria noi abbiamo negli anni scorsi innanzitutto creato un marchio che è Promovetro, che è un marchio di proprietà della Regione Veneto che abbiamo affidato al consorzio proprio dei maestri vetrai di Murano affinché potessero fregiarsi e distinguersi evidentemente nel panorama internazionale, non solo europeo. Ma è del tutto evidente che la contraffazione, specie di un paese, di un colosso come la Cina, è dietro la porta. In questa battaglia è scesa in campo anche la Francia, che ha garantito pieno sostegno al nostro governo ed in particolare al ministro allo sviluppo economico Paolo Romani, affinché il fenomeno della contraffazione sia affrontato a livello europeo, imponendo una chiara etichettatura a tutte le merci provenienti dai paesi extraeuropei. Sappiamo che il ministro proprio con la Francia ha sottolineato quanto fosse importante tutelare proprio un marchio come quello del vetro di Murano, legato al vetro di Murano, quindi un'attenzione anche oltre Alpe nei confronti di quello che evidentemente è un'eccellenza che non può essere considerata veneta o italiana, anche se noi evidentemente lo rivendichiamo, ma è un'eccellenza europea se pensiamo a un mercato globalizzato, quindi che la Francia insieme al nostro ministro guardi verso una tale realtà è un segnale molto forte.